Anna Bardaro, fresca della vittoria della Coppa Italia di ieri e oggi ricevuta in udienza dal Papa, 2 giorni ricchi di emozioni per te. Sì, ieri è stata una bellissima esperienza, come le altre vittorie che sono riuscita ad ottenere andando al Colimoco. Ringrazio sempre tutti, onorata di andare là. La squadra è bellissima, è stata una partita stupenda dove si sono subito imposte e hanno mostrato il nostro gioco, mentre per la giornata di oggi è un evento straordinario che non capita a tutti, solo vedere il Papa e stringergli la mano mi ha trasmesso grandi emozioni e quindi ringrazio tutti e anche l'Italia che mi ha permesso ovviamente di essere qua dopo la convocazione di quest'estate e posso dire solo che sono fiera di quello che finora sono riuscita a raggiungere. Ecco, come ci si sente ad aver vinto già così tanti trofei alla tua giovane età? Questo può essere solo un punto di appoggio perché tutti i trofei li ho vinti grazie alla convocazione che ho ottenuto dall'Imoco. Sono fiera di questa opportunità e non smetterò mai di ringraziare perché senza di loro non sarei qua e quindi ringrazio tutti, l'Imoco, i presidenti, tutti gli allenatori e anche le varie esperienze che sono riuscita a raggiungere grazie a loro. Ecco, com'è allenarsi con queste campionesse? Allenarsi con loro è veramente speciale perché sono tutte brave, tutte molto gentili, tutte che cercano di trasmettere quello che sanno fare al meglio anche con me e non è una cosa scontata perché magari uno può pensare solo in Serie A, alto livello, non contano quelle più piccole, in verità no, dalla prima all'ultima sono tutte a aiutarmi e se ho un momento di sconforto comunque ci sono e mi aiutano. Ecco, ci puoi raccontare brevemente qual è la tua carriera, qual è stata la tua carriera fino ad ora? Ho iniziato a giocare a Montebelluna quando ero più piccola, poi ho fatto un anno da Giorgione Bruel, poi sono venuta a San Donato all'Under 14 dove abbiamo vinto scudetti sia Under 14, 18 e 19 e quest'anno l'ultimo anno di Under 18 e l'anno scorso con l'Imoco ho vinto la Supercoppa e ho fatto le 4 gare per lo scudetto. Mentre per quest'anno siamo riusciti a vincere il mondiale per club, la Supercoppa e ieri la Coppa Italia.